Benedica a tutti. Sentiamo spesso parlare di Fiscal Compact, ma so che? Vediamo sto servizio di Filippo Aldamonte. Quando si parla dei trattati europei, che sono un problema per l'Italia, si parla sempre di Fiscal Compact. Vediamo di capire ciò che è esattamente. Con l'accordo chiamato Fiscal Compact, l'Italia e gli altri paesi che lo firmarono si impegnarono a fare scendere il debito pubblico di 5% ogni anno, fino a portarlo sotto lo 60% di PIL. Non solo, ma si stabilì il principio della parità di bilancio, cioè il principio che forza gli stati a spendere quanto o più picca di chi guadagnano. Per farla semplice, visto che lo Stato guadagna principalmente con le tasse, non può spendere per i cittadini, per gli strati, gli asili, la sanità e tutto chi che ha bisogno per la nazione, che sai di chi picchia di risacchetti dei cittadini con le tasse, anzi, ave pure a sparagnare. Facendo i conti, abbisognassero 40-50 miliardi l'anno per scendere in 20 anni alla soglia del 60% di debito sopra lo PIL. Lo Stato non può creare la moneta e sa fare bastare le tasse dei cittadini e in aggiunta a questo sapessero magari a trovare le picciole per stimolare l'economia. La parità di bilancio effettivamente pare essere una cosa giusta, perché se un padre di famiglia spende più assai di chi guadagna, prima o poi se ne va in fallimento. Ma, come dimostriamo in tali passati servizi di Stupor Mundi, lo Stato non spende come un padre di famiglia e i meccanismi sono assai diversi. Tanto è vero che al premio Nobel per l'economia Paul Krugman disse che la parità di bilancio porta alla distruzione dello Stato sociale. I nostri politici e i nostri ministri però non lo sanno. A fine mai cominciarono le proteste di piazza in Turchia. Salvatore Ciminata ne conta ciò che sta succedendo. Migliaia e migliaia di persone scennero in tali piazze di Istanbul per protestare contro il primo ministro Erdogan, denunziando la sua politica autoritaria e il progetto di reislamizzazione del paese. Gli scontri con la polizia, che contrastò violentemente la ribellione, causarono 1 miliardo di feriti, tra questi 4 perderono la vista a norvate delle lacrimogeni. Per il governo, invece, le ferite furono solo una ottantina. Sta protesta ante la piazza Taksim ha cominciato lo passato 28 di maio. Le manifestature contestavano la distruzione dello Parco Gezi, unico polmone verde della città, per fare posto a un centro commerciale e a una moschea. E lo passaggio della protesta ecologica verso lo primo ministro risultava breve, ora si contrasta lo suo autoritarismo e lo suo eccesso di potere. Una vera e propria guerra si apre lo primo giorno di giugno, quando le picciotte crearono una catena umana per non far avanzare le ruspe che avevano a sradicare le arvole del parco. Le scontri si stennero magari in altre zone della città, eppure in altre città come Ankara e Smirne, e a tutte le banne si sentivano cori che dicevano «fermiamo lo fascismo e governo demettete». Erdogan, in un primo momento, parse sicuro di non cedere alle richieste del popolo, dichiarando «non ne fermiamo». Poi il capo dello Stato, Abdullah Gül, si mostrava più moderato verso le manifestature, affermando gli eccessi e le violenze che la polizia aveva fatto. Dopo il ritiro delle forze dell'ordine, migliaia di persone invaderono la piazza Taksim, festeggiando la vittoria sopra lo potere dittatoriale del primo ministro. Un duro corpo per quest'ultimo, considerando che al 2014, anno delle votazioni turche per lo presidente, è darrera alle porte. Ogni tanto succedono cose strane dentro la galleria di Tremonzeddi. Per cagliarla fa, per miracolo, si evita una tragedia. Vediamo il servizio di Catablesi. Lo scheletro di un pullman, questo è chi arrestò dopo l'ennesimo episodio di blackout che succedì il passato 28 di maio dall'ultimo tratto della galleria di Tremonzeddi, dell'autostrada A19 Palermo-Catania, picca prima delle 9 di sera.
Ma stavolta succediu chiossai di un semplice blackout. Lu pullman, cu a bordo una ventina di carusi di lu liceo musicali di Modica, all'inizio, per motivi che ancora non si conoscono, ha cominciato a mannare fumo e solo dopo picca minuti pigliavo fuoco. Ma oramai, per fortuna, tutti i carusi avevano scenduto e stavano niscendo di la galleria, aiutati dagli automobilisti che stavano passando. Solo qualche cristiano, insieme a un pomperi, ha restato intossicato ma senza pericolo di vita. I casi di improvvisi blackout di macchine in tal tratto di autostrada aumentarono tali ultimi anni. Le macchine improvvisamente si astutano e poi ripigliano a funzionare dopo picca ma apparentemente assai lunghi secondi. Per fortuna, sti casi non sono assai, per esempio se ne contarono solamente una decina la passata estate, ma il mistero stanta lo fatto che succedono tutti nello stesso tratto di galleria. È inevitabile lo ricordo degli abbruciamenti di elettrodomestici che succederono in questi ultimi anni a Caronia, in tale frazione di Canneto, in tale Missinisi. In due caso la protezione civile parla di tecnologie militari moderni, magari di origini non terrestri, e il caso s'arcivò senza altri controlli. La tratta di Trimunzeddi invece venne osservata ancora, tuttavia l'ANAS dice che non trovavo mai anomalie elettriche nei tratti autostradali e magari ARPA Sicilia, ovvero sia l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Sicilia, fece verificamenti per accertare la presenza di dispersioni di campi elettromagnetici senza tuttavia vedere niente di strano e lo mistero in galleria si fa sempre più forti. Questo è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Salutiamo!